Video di Julian Assange che sale da uomo libero sull'aereo che da Londra lo ha condotto a Bangkok, dove ha fatto scalo prima di arrivare alle isole Marianne, territorio statunitense nell'Oceano Pacifico, è destinato a entrare nella storia, così come il video diffuso da Wikileaks del suo viaggio in aereo verso Bangkok. Julian Assange dovrà comparire dinanzi a un giudice federale statunitense proprio nelle isole Marianne per confermare la sua adesione al patteggiamento. Dovrà cioè dichiararsi colpevole di uno dei reati per i quali era stato incriminato, e cioè la cospirazione per aver ottenuto e diffuso documenti statunitensi ritenuti classificati. La liberazione di Assange rappresenta una grande notizia. Julian potrà finalmente vedere e abbracciare i propri bambini, e la vittoria della moglie Stella Assange, del padre John Shipton, che si è così tanto battuto per la liberazione del figlio, la vittoria di tutti gli attivisti in tutto il mondo che sono scesi in piazza al grido di Assange libero, e la vittoria di tutti quegli artisti che hanno dedicato a Julian Assange opere d'arte, film, documentari, la vittoria di tutti quei giornalisti che non si sono piegati al silenzio imposto dai media di massa, controllati ovviamente da quel potere che Julian Assange ha accusato e di cui ha mostrato le malefatte con la sua attività, con il Wikileaks. La liberazione di Assange chiaramente è la dimostrazione anche che le pressioni dell'opinione pubblica possono cambiare il corso della storia e costringere i potenti a prendere altre decisioni. Da un punto di vista giudiziario, questa liberazione e soprattutto il patteggiamento di Julian Assange ha insito un rischio, cioè quello che in futuro chi svela le malefatte, i crimini, che quegli stessi responsabili di queste malefatte, di questi crimini, ritengono informazioni classificate, rischia di essere incriminato e condannato. In ogni caso, al di là di questo aspetto meramente giudiziario, dobbiamo sicuramente festeggiare questo giorno, il 25 giugno, in cui siamo venuti a conoscenza della liberazione di Julian Assange, avvenuta il 24 giugno 2024. La liberazione di Assange potrebbe essere anche un enorme spot elettorale per Joe Biden in vista delle prossime elezioni presidenziali statunitensi che si terranno nel novembre 2024. I funzionari del Dipartimento di Stato statunitense avevano avviato le trattative per il patteggiamento con i legali di Assange e con i funzionari del governo australiano, dove Julian andrà a vivere da uomo libero. Sarà chiaramente necessario, se Julian dovesse in futuro continuare la sua attività e il suo lavoro, fare in modo che il suo lavoro, le sue attività, le sue battaglie non siano mai le sue, ma quelle di tutti noi, in modo tale che Julian non sia mai solo. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.